Come cambierà? Ma francamente non saprei. Mi pare complesso poter immaginare quali scenari deriveranno da quella che dovrebbe essere, a parere della scienza, l'evoluzione del rapporto tra esseri umani e coronavirus. Dicono che in assenza di vaccino ci sarà un primo periodo di convivenza e un successivo che chiamano di atterraggio. In questi periodi diminuirà il pericolo del contagio, ma le persone più anziane o immunodepresse continueranno ad ammalarsi e anche a morire. E non so se in tali condizioni saremo capaci di rivivere serenamente la vicinanza degli altri, o se assisteremo ad una sorta di segregazione generazionale o di genere, dove il genere non sarà più legato al sesso, ma alla condizione di buona o ridotta efficienza immunitaria. È sin troppo facile immaginare che il nostro quotidiano cambierà, ma credo che potrebbe cambiare anche il nostro pensarci nel mondo, il nostro approccio alla vita, agli altri, il senso delle cose e l'importanza che gli diamo. Per questo, più che chiedermi come cambierà, rifletto su cosa cambierà, se cambierà qualcosa in noi stessi dopo questa esperienza. E mi chiedo se torneremo ad essere esattamente quelli di prima, se vivremo ancora venerando il potere, il successo, il denaro, l'individualismo, se assisteremo passivamente al deterioramento del senso civico, alla decadenza etica e morale della società, all'ipertrofia consumistica, alla crescente sottomissione della politica all'economia finanziaria e tecnocratica, se continueremo a dimenticarci l'uno dell'altro, se torneremo a richiuderci nei nostri egoismi che spesso ostacolano la buona convivenza civica. Credo che se sarà così avremo perso un'occasione probabilmente irripetibile per cercare di riportare l'umanità e la cultura dell'altro al centro dei valori fondativi della nostra società. Tutto ciò senza negare l'importanza dell'economia, ma limitando il suo attuale strapotere. Se porremo l'essere umano al centro delle politiche pubbliche, se daremo nuovo vigore ai valori espressi dalla nostra Costituzione, rispettando appieno i doveri e i diritti che ci detta, anche tutti noi potremo essere per gli altri come coloro che nell'emergenza, per assicurare i servizi sociali essenziali e il soccorso sanitario ai malati, hanno continuato a svolgere il proprio dovere, mettendo a repentaglio la propria salute anche a prezzo della loro vita. Per me nessuno di loro è un eroe, perché sono di più. Sono cittadini degni di questo nome, un esempio di senso di responsabilità sociale e di solidarietà umana che tutti noi dovremmo avere la volontà di imitare e replicare, ricordandoci che non tutto ciò che può essere contato conta e soprattutto che non tutto ciò che conta può essere contato. Grazie e auguri a tutti noi.